noia, ti crea dipendenza. Dipendenza? Leggi prima la risposta di Patrizia. So che adesso mi odierai, ma oggi alle 17 io e Michele partiamo per la Polinesia. E chi se ne frega? Come chi se ne frega? Aspetta, no! No! La Polinesia! No. Spero di andarci un giorno con mio figlio Nicolas. Ma come? Tu hai un figlio che si chiama Nicolas? Certo. Cioè, ma non ho parole. Cioè, lavoriamo insieme da una vita e non mi hai mai detto niente. Ma che uomo sei? Infatti io non sono un uomo. Ah no? No, leggi il mio profilo. Luisa De Grandis. E di Nicolas sono la mamma. No! Dai, per piacere, mettiti là e digita Patrizia Franceschetti. Io intanto rispondo. Ma scusa, Patrizia, mentre siete via, Poldo e Pallina restano a casa da soli? Poldo e Pallina. I due Rottweiler. Oh, ma sai proprio tutto di questa? Ma è colpa mia se questa ogni giorno pubblica qualsiasi cosa. Guarda, leggi. No, Poldo e Pallina staranno per 15 giorni alla pensione per cani. Ottimo, così non serve nemmeno che compriamo le polpette avvelenate. Meglio così, sai, cara, Volevi lasciarli soletti in quell'enorme giardino? Perché abitate sempre lì, vero? Oh, trovato! Dottoressa Patrizia Franceschetti. È su Twitter, Facebook, telefono, email, indirizzo, info e contatti. E guarda quante foto ho messo! Ha risposto! Sì, abitiamo sempre lì. Via Pannofino 3. Esatto. Oh, guarda su Google Maps che controlliamo la zona. Ah, a proposito, ho già scaricato il PDF del suo curriculum. Senti qua. Figlia primogenita dell'ingegner Franceschetti, sposata con l'avvocato Augusto Palmieri. Guarda, foto della villa col parco. Oh, ma quanti soldi hanno questi? Oh, si è svegliato, Beh, Zuckerberg. E perché cosa credi che sia sempre attaccato al computer? Scusa, all'inizio non avevo capito. Senti, cara, ma avete risolto quel fastidioso problema con l'antifurto che suonava appena uno si avvicinava al cancello? Guarda la villa qua su Google Earth. Guarda, muretto di recinzione, cancello d'accesso, le case dei vicini tutte abbastanza distanti. Ha risposto. L'antifurto? No, guarda, adesso non funziona proprio più, ma non dirlo a nessuno. Certo. E noi? Oh, se è proprio vero che su Facebook chi trova un amico trova un tesoro. E io ho 4766 amici e tutti pieni de grana. Ciao ragazzi, siamo Carlo E Giorgio. Intanto vogliamo dirvi che internet è sicuramente uno strumento meraviglioso. E che voi siete bravissimi a navigare. Anzi, ci date qualche ripetizione? Però ricordate che il vostro computer collegato in rete, È come una finestra di casa lasciata aperta dalla quale chiunque potrebbe infiltrarsi. e non mollarvi più. E allora fate attenzione alle immagini che caricate Ai nuovi amici che trovate, o alle informazioni che date. perché potrebbero essere utilizzati in modi non proprio piacevoli. E allora, visto che siete svegli e intelligenti, Non pensate che le cose brutte debbano accadere sempre agli altri, perché in rete potreste cadere anche voi. quindi non spalancatela troppo quella finestra. Oh, andiamo che tra poco sono le 17. Grande. Oh, ma alla fine poi. Ma sei davvero una donna? Sì, Bondi. Oh, e Nicolas adesso dov'è?
a scuola.